Non è che mi sono reso molto conto perché facevo fatica a respirare per la botta alla schiena, quindi non è quello la cosa. Comunque insomma, io sto bene, adesso ho degli antidolorifici da prendere, però insomma sono tranquillo, insomma, poi insomma ho anche una bella realtà di comunità. È un'intera parrocchia, quella di San Bartolomeo a Treviso, ad essersi stretta attorno a Don Francesco Filipputi, alleviando solo in parte le conseguenze di un pestaggio che è stato brutale, per quanto lo stesso sacerdote, da educatore e pastore di anime, cerchi di abbassare i toni. È pomeriggio, sul campetto davanti alla chiesa ci sono diversi giovani, 2 ragazzini in particolare stanno giocando con una pistola d'acqua riempita nella vicina fontanella, e questo incuranti di un cartello che parla chiaro: Don Francesco si avvicina loro. Ho chiesto se per cortesia potevano fare a meno di usare le pistole ad acqua, ecco uno dei ragazzi l'ha presa, l'ha riempita, io sono andato lì e gli ho detto guarda dammela, gliel'ho svuotata e poi gli ho data indietro e gli ho detto guarda tieniti la pistola, mi tengo il serbatoio, poi passa tranquillamente in ufficio, io sono lì e te lo do indietro, insomma ecco, a partire da questo poi il proprietario della pistola ha un po' attuato una dinamica violenta nei miei confronti. Chi era presente, e non erano in pochi, riferisce di sequenze gravi e violente. Io a un certo punto gli ho tirato un pugno nella schiena e il don gli ha detto smettila così mi fai male, non ha reagito, non ha alzato le mani. E poi a un certo punto l'ha preso per le spalle così e gli ha tirato 2 ginocchiate. Il don ha provato a scappare, però cioè a spostarsi, però non ce l'ha fatta. Poi gli ha fatto la mossa sgambetto, l'ha buttato per terra nel cemento, sono caduti gli occhiali tutto. Lo stava prendendo a pugni anche da per terra. Tutto nell'arco di pochi secondi. Intervengono degli adulti mentre i bulli si danno la fuga. Sono tutti minori. L'aggressore in particolare sarebbe un 16enne problematico già noto. Sul posto forze dell'ordine su M118. Don Francesco viene medicato e curato. A chiamarlo per sincerarsi delle sue condizioni e solidarizzare è anche il sindaco Mario Conte. I carabinieri iniziano a sentire i testimoni e a visionare le immagini della videosorveglianza. Tra i residenti c'è timore: quel campetto è zona di giochi e allegria, così deve rimanere. Secondo me una punizione per loro potrebbe essere un volontariato proprio in questa parrocchia per riparare e per mettersi a disposizione e capire quello che hanno fatto. Dal canto suo, Don Francesco tende una mano ai bulli e al suo aggressore, lo fa però tenendo una linea salda. Tutti abbiamo sbagliato più o meno nella nostra vita, però è importante che qualcuno ci possa ridare, a partire dalla presa di coscienza della propria responsabilità, anche delle possibilità. Lei è pronto al perdono, ma la denuncia la fa? Ma la denuncia credo sia importante, perché la denuncia è un aiuto ad assumersi una responsabilità. Chiaramente la denuncia è un fatto, la disponibilità è un altro fatto che è parimenti, se non più importante.